Siamo nella tana di Prospero, siamo nella grotta di Prospero. E alle 18 i prosperi escono fuori, vanno nel campiello, cerchio rituale, cantata. Finita la cantata, molto diligenti, rientriamo. Stavo spiegando che questa è la casa di Prospero. Avete le vostre casette, alle 6 andiamo fuori, i Prospero fanno una cantata con la Betty. Finisce la cantata, le maschere mi aiutano, gli arieli maschere. Aspettate, fate accomodare. La chiesa la possiamo usare come sala d'aspetto, ma vorrei che sussurrassimo tutto. Cioè che non si gridasse. Questa è la tana, sì. Sussurriamo tutto e mano a mano. Vuole venire a incontrare Prospero? Prego, si accomodi, sempre gentilissimi, ok? Anche se siete dei satiri, però molto gentili. Si accomodi, prego, venga a conoscere Prospero, venite, azione a due con Prospero, ok? Si raccontano tutto, voi li difendete se c'è bisogno. Prospero ha 3 cose da raccontare. Racconta che cosa fa per se stesso, perché è un uomo saggio di una certa età che è arrivato a un certo punto della sua vita e può decidere di fare quello che vuole. Decide poi di raccontarci anche che cosa fa per Venezia, cioè ci racconta che cosa può fare per Venezia, per la città, e poi terza cosa fa una lettera alle nuove generazioni che noi abbiamo chiamato Cara Miranda. Voi siete magici, onirici, potenti, dei fantasmi, comandate il gioco voi, quindi voi andate tranquilli, siete voi a avere ricordato la parte del manico. Siate sempre di una cortesia devastante, ne abbiamo un grande bisogno, ok? E comunque è sempre in quella dimensione nella quale lavoriamo noi. Sguardo, abbraccio, se vi viene voglia di abbracciare uno vi alzate e lo abbracciate, cioè vedete anche cosa succede, ok? In questo incontro che fino ad adesso abbiamo fatto tra di noi, adesso avete uno sconosciuto, deve esserci una sacralità, perché comunque stiamo incontrando il personaggio principale di Tempesta, Prospero. Que feme le suele, sciogando la spinetta e donne belle. Buonasera, benvenuti. State per entrare nella casa di Prospero. Mi raccomando, è un incontro importante, quindi Prospero riceve un ospite alla volta. Potrete attendere nella chiesa appena entrate, potete sedervi nei banchi, vi chiedo di essere il più silenziosi possibile e 6 arieli vi accompagneranno uno alla volta al vostro incontro con Prospero. Benvenuti. Prego, accomodatevi. La signora, prego. Può andare con Claudia. La signora, prego. La signora, prego. Prospero, prego, attenzione anche. Grazie. Il mio Prospero. Alle volte anche uno sguardo può ferire una persona, quindi cara Miranda, sta molto attenta. E soprattutto vorrei con mia figlia che tornasse da me e per qualsiasi preoccupazione trovasse in Prospero, questo vecchio saggio studioso, trovasse un'ancora, un faro, un punto di appoggio. E anche e soprattutto difenderci dai condizionamenti esterni, lo dico, mia figlia, anche dai miei deve proteggersi. Solo così sarà forte e secondo me solo così si può aiutare il prossimo. Veramente quando si è liberi e forti e si può avere una vita di relazione molto molto bella, molto appagante. Di cose normali.
e cioè far sparire tutti questi negozi finti cinesi che coprono solo la mafia, credo, cinese, e tornassero ai negozi in cui tu entri, ti saluti, conosci il tuo fornitore, senti il rumore del negozio del fabbro, senti la sigla di quello che fa l'intagliatore, trovi quello che fa l'indoradore, e cioè che ritornasse quel bel tessuto sociale. E il rumore dei bambini che giocano in campo, che giocano al campanon, che saltano la corda, che giocano fra di loro, le mamme che magari li chiamano dalle finestre e li sgridano. Ti pare che venga da una famiglia un po' così? Per i giovani è un altro il messaggio che io voglio lasciare. Lo studio della storia dell'arte. Venezia è una grande città d'arte, immensa, enorme, esatto. E allora, avendo soprattutto rispetto per Venezia, impareranno di più ad amarla. Ed è con questa speranza che io la lascio e magari posso offrirle un bicchiere d'acqua. Però vorrei anche che non smettessero mai di sognare, perché il sogno, secondo me, è quello che dà la carica alla vita e rende tutto più bello, e che non avessero paura di sognare. Poi è chiaro che i sogni non si realizzano tutti, ma già il viaggio verso la realizzazione di questo sogno è già una cosa positiva. E devi stare molto attento, perché anche uno sguardo può far male a una persona. You know that sometimes even a look, can be problematic. I mean, you can hurt someone, just with your look. E approfondire la cultura, cercare la cultura, perché quando si sanno le cose non si cade in preda alle insidie della vita e soprattutto ci si difende dai condizionamenti. In qualsiasi strada intraprenda sia sempre coerente con se stessa, Certo. e che pensi soprattutto al prossimo, non che si rinchiuda in se stessa. No. Se vede che c'è da fare qualcosa lo deve fare, a qualsiasi livello. E anzi, il viaggio è più bello della meta stessa, è vero? Grazie. Buongiorno, che ne è arrivata. Grazie. Mandare a mia figlia Miranda, che amo tanto, è molto giovane, timorosa, e vorrei questo, che qualsiasi timore, qualsiasi preoccupazione si rivolgesse sempre a suo padre.